E che ci prepariamo di buono oggi? Una bella schiacciata con patate e cipolla. È da tanto che non la faccio. Farina, acqua. No. Aggiungo un po' di pepe. Formaggio grattugiato. Ecco qua. Mescoliamo. Aggiungo un cucchiaino di sale. Ecco qua. Io ho tagliato patate sottili sottili e la cipolla. Sta qua sempre sottile sottile. La aggiungo qua. Inizio ad accendere il forno a 200 gradi statico. Ho messo in una teglia carta da forno. Se voi non vi va, imburrate, mettete solo olio. Teglia, carta da forno, questa misura 35 x 35. Olio di oliva. Sono sempre i miei soliti pasticci. Il pan grattato. Ho aggiunto un altro po' di carta da forno perché sono fogli già tagliati, ma questi qua sono più piccoli, quindi non andava bene bene. Ecco qua, mi stendo questa qua bene bene. Un altro po' di olio di oliva, abbondante, perché se non è saporito non è buono, quindi abbondiamo. Che tanto già lo so che me lo direte che io ho abbondato. Pan grattato. Ecco qua, io in forno. Ma voi non vi muovete che io torno subito. Eccola pronta, è stata 45 minuti in forno. Eccola qua. Carmen, allora cosa hai detto? Mi vuoi un po'? Questa è una cosa preferita da Carmela. Me l'ha detto lei, mamma la vuoi fare? È tanto tempo che non la fa. Aspetta, ma vado prima a lei. Ho un capello sconvolgente ultimamente. I miei capelli. Provatela.